Mazzette ai primari in cambio di appalti, nuovo scandalo della sanità in Sicilia, 9 arresti, tra loro anche i primari Tamburino e Micari dei policlinici di Catania e Messina. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio al villaggio Bordonaro di Messina, ustionati il titolare, la moglie e il figlio. Gli ultimi minuti di Vincenzo, il bambino caduto in un pozzo a Palazzola Creide, prima di annegare sarebbe riuscito a parlare con i genitori. Medici in ferie, ospedali in tilt, chiudono reparti e ambulatori e si cerca di garantire le emergenze. All'ospedale di Sciacca chiuso il reparto di ortopedia. La mafia dei pozzi fa lievitare i prezzi delle autobotti, da pochi euro a oltre 30 euro il costo di 1000 litri. Sale l'allerta sull'Etna da verde a giallo a causa del tremore del vulcano. Continua l'attività sommitale con fontane di lava e una colata. Estate, consigli dei travel blogger per le mete più inedite, positivi trip, anche in Sicilia, angoli inesplorati. Calcio, Gomis è il nuovo portiere del Palermo, diramato il calendario della Coppa Italia di Serie C, esordio in trasferta per Messina e Trapani. Il Catania comincia dal secondo turno, il Messina ha un nuovo direttore sportivo, Giuseppe Pavone. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Come avete sentito dai titoli, c'è stata una esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Messina, ne parleremo tra poco. Intanto c'è un nuovo scandalo sulla sanità in Sicilia, mazzette primari in cambio di appalti, fra loro anche professori Tamburino e Micari dei policlinici di Catania e Messina. Roberta Lunghi. Un nuovo terremoto scuote la sanità siciliana. Ci sono nomi eccellenti tra le 9 persone, tra le quali 4 dirigenti medici arrestate tra Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Perugia nell'operazione della Guardia di Finanza Etnea. Sono accusati a vario titolo di falsità ideologica e corruzione per sponsorizzazioni economiche ai medici in cambio dell'acquisto di dispositivi ospedalieri. Ai domiciliari sono stati posti i professori dei policlinici di Catania e Messina, Corrado Tamburino e Antonio Micari, e dei poli ospedalieri di Siracusa e Ragusa, Marco Contarini e Antonino Nicosia. Arresti domiciliari anche per gli imprenditori Rosa Vitale, Caterina Maugeri e Giancarlo Antonino Girlando delle 3 società catanesi Presifarm, Archigen e Cardiovascular, e ancora Francesco Dottorini e Pietro Sola, amministratore della Collage di Palermo. Le indagini sono partite dalle verifiche sugli sprechi che avrebbero fatto emergere come il Policlinico Rodolico San Marco di Catania avesse effettuato affidamenti per l'acquisto di dispositivi medici, accordando alle ditte aggiudicatarie un prezzo risultato più elevato rispetto alle quotazioni. Le società coinvolte avrebbero promesso e poi elargito ingenti somme di denaro per l'organizzazione da parte dei dirigenti sanitari, che avrebbero sfruttato la loro posizione di vertice di convegni e congressi di medicina finalizzati alla formazione, l'ultimo dei quali svoltosi a Catania nel mese di maggio. Le sponsorizzazioni economiche avrebbero avuto lo scopo di ottenere in cambio, spiegano gli inquirenti, l'impegno degli stessi di favorire le ditte più generose, garantendogli l'uso effettivo di un numero maggiore di propri dispositivi medici nel corso degli interventi chirurgici. E come dicevamo, c'è stata una esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio alla periferia sud di Messina. Per i dettagli ci colleghiamo in diretta da Messina con Francesco Triolo. Sì, Lorena, ciao. Fuori dalla strada d'accesso per la ditta di fuochi d'artificio Arigo, che questa mattina intorno alle 12:30 è saltata letteralmente in aria. Un forte boato, fumi, raccontano i testimoni, fuochi d'artificio che sono andati in aria, e poi l'allarme lanciato sia ai vigili del fuoco che alle ambulanze. Ci sono 3 feriti, uno in gravi condizioni, il titolare Giovanni Arigo, che avrebbe il 90% del corpo ustionato e sta per essere trasferito al centro grandi ustionati di Catania. Poi la sorella Cristina e la madre Giuseppa non fanno più salire su da dove c'è l'azienda, perché polizia, carabinieri, vigili del fuoco hanno interdetto tutto per motivi di sicurezza. C'è una situazione un po' fuori di sgomento, perché fino a mezz'ora prima dell'esplosione il titolare e la madre erano andati ad acquistare proprio qua
vicino in zona di una salumeria, i panini per pranzare proprio in azienda e proseguire il lavoro. Queste sono le notizie al momento, proprio qui da Messina in diretta. Al momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Francesco Triolo, naturalmente richiedici la linea se ci siano novità. Dopo i funerali di Vincenzino, il bimbo di 10 anni morto cadendo in un pozzo a Palazzola Crede, si cerca ancora di ricostruire gli ultimi momenti di vita del bambino che proprio prima di annegare, secondo quanto stabilito dall'autopsia, avrebbe parlato con i genitori. Francesco Aloi. La ferita è ancora troppo fresca. Vincenzino è andato via appena una settimana fa. Archiviati i funerali in una chiesa gremita, i riflettori sono tutti puntati sulle indagini. I carabinieri di Noto, coordinati dalla procuratrice Sabrina Gambino, stanno indagando per individuare eventuali responsabilità. Sulle carte della procura sono 9 i nomi segnati, gli educatori dell'ANFAS ed il presidente, che è proprietario del terreno. Come conferma il legale della mamma di Vincenzo, i genitori non sono ancora stati ascoltati. Gli inquirenti hanno preferito non infierire nei giorni precedenti il funerale. Mamma Paola e papà Salvo dovrebbero essere interrogati nelle prossime ore. Intanto si iniziano a trovare delle prime risposte agli interrogativi, anche se ancora tutte da confermare. I genitori non erano sul posto quando tutto è accaduto. Sarebbero arrivati intorno alle 13 e Vincenzino avrebbe parlato con loro. E poi il ritardo dei soccorsi. Un testimone ha detto che sarebbe stato di 2 ore. La famiglia però non lo confermerebbe. Quella che fino ad ora sembra più certa è la causa della morte, annegamento. Ma anche qui, per avere la conferma al 100%, bisognerà attendere l'esito del medico legale, Francesca Berlich. E l'estate si trasforma in emergenza negli ospedali, la carenza dei medici infatti si aggrava a causa delle ferie estive. Roberta Lunghi. Guai ad ammalarsi e finire in ospedale in estate. È un evidente paradosso, ma cela comunque l'aggravarsi durante la stagione in corso della già conclamata carenza di personale nelle corsie. I medici giustamente vanno in ferie, i reparti si alleggeriscono ulteriormente di camici bianchi. Tra giugno e settembre la riduzione degli organici varia tra il 21 e il 30%, con un aumento del carico di lavoro per chi resta raddoppiato se non triplicato. Nel 15% dei casi molti ambulatori e reparti ospedalieri chiudono del tutto durante l'estate. Questo nell'intero paese. La situazione siciliana è in linea con la situazione nazionale. Le parti più carenti sono il pronto soccorso, le rianimazioni, cioè le emergenze urgenze. Fronteggiare si deve e si cerca di fare con soluzioni tampone che comunque non danno certezze, se non quelle di tentare di colmare vuoti lasciandone altri. La Regione come assessorato per quello che riguarda la provincia di Catania ha caldeggiato, ha mandato l'invito a fare una convenzione tra ASP e i 3 grosse strutture ospedaliere catanesi, quindi Cannizzaro, Garibaldi e Policlinico San Marco, affinché dei medici disponibili possano andare volontariamente in progetto obiettivo a fare dei turni nel pronto soccorsi carenti della provincia di Catania. Si rafforza in molti casi il ricorso a medici gettonisti, si garantiscono le emergenze, mentre su base volontaria si lavora nelle aziende per colmare le liste d'attesa. Le aziende anche hanno il loro lavoro che stanno svolgendo sempre sulla volontarietà dei colleghi che lavorano extra time al di fuori dell'orario di servizio. Di fatto il sovraccarico su base volontaria dei medici non può essere la soluzione. Fino a che non ci saranno le assunzioni definitive non usciremo fuori da questa catena. E questo è quello che già sta succedendo all'ospedale di Sciacca. Davide Sardo. Non vi sono medici e così dopo 7 mesi ancora una volta stop agli accessi dei pazienti del reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Eventuali urgenze, oltre alle operazioni già programmate, sono dirottate al San Giovanni di Dio di Agrigento. È una situazione assurda quanto intollerabile, denuncia Ignazio Cucchiara, portavoce del Comitato Civico per la Sanità di Sciacca. Ci sono responsabilità enormi. Quello che sta succedendo a Sciacca è inimmaginabile. L'ortopedia l'hanno chiusa, portando i pazienti ad Agrigento. Il primario dell'ortopedia di Sciacca, il dottore Tolumello,
continua a prestare servizio all'ospedale di Agrigento. Ma com'è possibile tutto questo? Il direttore generale dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, avrebbe chiesto agli ortopedici dell'ospedale Bochieri La Ferra di Palermo di garantire gli interventi chirurgici. La trattativa è tuttora in corso. Il giorno 16 luglio si svolgerà la prova unica di concorso, so che ci sono 18 partecipanti, per dirigente medico di ortopedia. E naturalmente saranno immediatamente spostati a Sciacca non appena saranno assunti. Nel frattempo abbiamo avviato anche un avviso pubblico per quanto riguarda invece attività libero professionale, al quale so che hanno già risposto 2 colleghi. In questo momento, non appena saranno ultimate le procedure di assunzione e non appena avremo la disponibilità nell'immediatezza dei colleghi, saranno immediatamente assegnati all'ortopedia. Cambiamo argomento. In una Sicilia sempre più assetata compare l'ombra della mafia nel mercato nero dell'acqua. La siccità in Sicilia si fa severa e compare l'ombra della mafia nella gestione della poca acqua che è disponibile. La mafia dei pozzi non è una novità per l'isola e con l'aumentare della richiesta ecco scoppiare il mercato nero dell'acqua. È una delle conseguenze immediate di una siccità che non si ricordava da 2 decenni. 30 euro il prezzo medio di un'autobot da 1000 litri, quando il prezzo degli stessi 1000 litri all'acquedotto nel peggiore dei casi, e compresa depurazione e fognatura, non supera i 2,50 euro. Un allarme approdato anche alla Camera dei Deputati, seguito da una denuncia di un deputato 5 Stelle nell'Agrigentino che racconta cosa accade in quella provincia. La gente, non avendo più come fare, si rivolge anche al mercato nero e anche a situazioni di illegalità nell'approvvigionamento, perché essendo state requisite tutte le fonti non si sa come e dove prelevino l'acqua questi autobottisti. C'è il caso appunto di Sciacca in cui un autobottista è stato fermato perché trasportava acqua inquinata. Dunque il primo problema è anche quello di garantire la salubrità dell'acqua, ma in secondo luogo occorre evitare speculazioni. A Belpasso il sindaco ha disposto il posizionamento di timer alle fontane pubbliche. A Belpasso stiamo installando dei temporizzatori nelle nostre fontanelle pubbliche, ma una misura anche pensata per combattere quegli abusivi, quelle persone che non hanno un contratto di acqua e durante la notte vanno in queste fontanelle con dei fusti enormi e prelevano questa risorsa a danno di tutti i cittadini. In base all'ordinanza di protezione civile emessa il 19 maggio scorso, le autobotti devono essere autorizzate e prelevare ai punti presa degli acquedotti, ma nell'isola ce ne sono disponibili soltanto 86, con un picco di 22 a Messina, ma con province in grande emergenza come Ragusa ed Enna che possono contare soltanto su 2 automezzi e Caltanissetta soltanto su un mezzo. Si alza il livello di allerta sull'Etna. Il Dipartimento Civile della Protezione ha disposto il passaggio da verde a giallo. Dopo lo Stromboli, dunque, anche l'Etna si risveglia. Desiree Ferlito. Sull'Etna è allerta gialla, il vulcano attivo più alto d'Europa è un sorvegliato speciale. Il Dipartimento della Protezione Civile ha difatti disposto il passaggio di allerta dal livello verde a giallo, invitando le strutture territoriali di protezione civile ad adottare le opportune fasi operative locali e misure di mitigazione del rischio, soprattutto in relazione alla possibile presenza di escursionisti in quota. Verso la fine di giugno è aumentata l'intensità di queste attività, ci sono state delle variazioni anche su alcuni parametri che stiamo registrando, in particolare il tremore vulcanico che si è posto su livelli alti, quindi inevitabilmente è cambiato lo stato del vulcano rispetto ai mesi precedenti e si è passati, protezione civile è passata da un livello di allerta verde a un livello di allerta giallo che è compatibile con l'attività che è in corso. Il passaggio del livello di allerta è basato sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dalle NGV di Catania. Non è noto sapere come si evolverà e se si alzerà ancora il livello di allerta dell'Etna, che rimane altamente monitorato. Sicuramente è un inizio di una ripresa dell'attività del vulcano dopo più di 6 mesi di non attività. L'incremento del tremore del vulcano è accompagnato da piccole emissioni laviche in area craterica. Ci si aspetta l'evoluzione dei fenomeni verso un'attività più energetica.
Dopo lo Stromboli, dunque, anche l'Etna si risveglia. Lo spettacolo offerto dalla natura dei vulcani siciliani è grandioso e al tempo stesso pauroso. Ed anche se non c'è correlazione scientifica di nessuna natura fra gli eventi, inevitabilmente c'è chi sottolinea come il risveglio avvenga nello stesso tempo e momento. Dopo il nostro servizio sulle maxi discariche a Catania, questa mattina è stato effettuato un primo parziale intervento per bonificare la via Toledo all'altezza dell'incrocio con via Principe, rimossi cataste di spazzatura, scarti edili e pneumatici. Le complesse operazioni, considerata la varia tipologia di rifiuti, tra cui l'immancabile Eternit, continueranno anche nei prossimi giorni. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Estate, tempo di vacanze, molti si rivolgono alle agenzie per prenotare un viaggio, altri invece si affidano ai travel blogger. Eva Spampinato ha incontrato i Positivi Trip. Siamo partiti per il nostro viaggio senza scadenza, abbiamo lasciato l'Italia zaino e spalla per andare un po' ad esplorare in giro a zonzo per il mondo. Loro sono Francesco e Veronica, partner nella vita e nel viaggio, esploratori a tempo pieno, positivi sempre, come il nome del loro travel blog, Positivi Trip. I loro video riempiono ore e ore di programmazione web e social e sono il resoconto di 10 anni di instancabili viaggi. È un lavoro particolare dove bisogna essere sul posto, conoscerlo, visitarlo e poi trasmettere le informazioni che si acquisiscono anche a chi ti segue, no? Sono stati tra i primi travel blogger siciliani, hanno toccato quasi tutti i continenti, consumando suole e ore di video. Una figura come la nostra che può essere informativa e allo stesso tempo coinvolgente e appunto di ispirazione. Sul web dispensano consigli utili sui luoghi di interesse, il cibo, le pratiche burocratiche più necessarie per i viaggi all'estero e poi i luoghi più belli anche della nostra isola. La Sicilia sembra una piccola regione, ma è immensa perché ha un territorio straordinario, cioè c'è tutto in Sicilia, abbiamo le montagne, i laghi, anche se magari non ci si aspetta di trovare laghi, fiumi e il mare, cioè in estate quale migliore occasione per scoprire tutte le spiagge che abbiamo. E se volete uscire fuori dalle classiche rotte turistiche siciliane, Francesco e Veronica sono pronti a indicarvi dei luoghi meno conosciuti della Sicilia che vi sorprenderanno. Secondo me ci sono delle chicche nascoste che sono soprattutto concentrate nella costa sud, quella che poi si spinge verso Marsala, e altrettanto nella parte dei Nebrodi. Lì ci sono anche alcune chicche tra addirittura percorsi in natura, cascate, castelli che nessuno effettivamente mai si prende il tempo di approfondire, quindi quella potrebbe essere una buona strada. E nel focus di oggi vi parleremo di turismo sostenibile, vi proponiamo un itinerario alla scoperta delle realtà che promuovono viaggi consapevoli e inclusivi. Giusy Lazzara ne parlerà dopo il TG con Agostino Sella, presidente di Don Bosco 2000, con Salvo Balsamo, vice direttore delle Vie Francigene in Sicilia, e con Francesca Vannini, presidente di Addio Pizzo Travel. L'appuntamento è come sempre alle 14.30 su Telecolor e in streaming sul sito La Sicilia Web.it. I messaggi al 342 745 5005. E adesso una pausa e poi torniamo per parlare di calcio e calciomercato. Siamo al calcio. Il Palermo ha già iniziato a lavorare in Lombardia in attesa di cominciare il ritiro sul mercato preso il portiere Gomis. Marco Gullà. L'obiettivo non è stato dichiarato, ma il Palermo, che da ieri lavora a Coccaglio in Lombardia, non può certamente nascondersi. Il traguardo non può che essere la promozione diretta in Serie A. Da domenica inizierà il ritiro a Livigno e alle iniziative da vetrina, come la presentazione delle maglie a New York nello store del City e le amichevoli a Manchester, occorre affiancare una campagna acquisti di livello. Il DS De Santis è al lavoro proprio per questo, ingaggiato intanto il portiere Gomis dal Rennes, l'ex Como e Spal farà da chioccia al titolare del Splash. Per la difesa, al fianco di Nicolau, che dovrebbe presto arrivare dallo Spezia, il Palermo studia un altro colpo d'esperienza da affiancare a Lucioni nel caso rimanga. Oltre al profilo di Ghiomber svincolato dalla Salernitana, i rosa penserebbero a Romagnoli del Frosinone. Il club starebbe monitorando la situazione del giocatore, che ha ancora un anno di contratto ma potrebbe cercare fortuna altrove. Sulle fasce i preferiti sono sempre Carissoni del Cittadella e
Pierozzi della Fiorentina, ma le trattative non sarebbero ancora decollate. Si allontana anche Ferrari, ormai ad un passo dalla Cremonese. In Serie C diramato il calendario della Coppa Italia, vediamo dunque i turni nel servizio di Marco Carli. Ufficiale il calendario della Coppa Italia di C, trofeo vinto dal Catania nell'ultima stagione. Primo turno in gara unica d'eliminazione diretta, esordio esterno il 10 agosto per il Trapani che va a Cava dei Tirreni e per il Messina che viaggia a Crotone. La vincente di quest'ultima sfida giocherà a Catania nel secondo turno, anche in questo caso in gara unica, il 18 agosto. Rossazzurri che il 4 di agosto saranno impegnati nei preliminari della Coppa Italia Maggiore con la Carrarese. Il mercato d'Andrea al Catania è quello che tanti osservatori giudicano un colpo importante anche per la duttilità del giocatore. Nella prima parte di stagione col Cerignola è stato impiegato da trequartista, seconda punto, esterno d'attacco. Nell'ultima parte del campionato invece ha giocato al centro del reparto avanzato, nel 3-5-2 raccogliendo 5 gol nelle ultime 3 gare. Con lui il Catania chiude perché lo reputa adatto a tutti i ruoli nei 3 davanti. Così come Anastasio, altro colpo, 2 gol, 3 assist, ma i numeri più importanti, visto che si tratta di un esterno difensivo, sono quelli dei minuti in campo. Ecco perché è giudicato così adatto. Gioca quasi tutte le partite dal momento in cui la Casertana trova il passo ad ottobre che la porterà nelle parti alte della classifica. Salta solo 2 gare, una per squalifica, insomma una garanzia. Il Catania ne cerca e ne deve trovare altre per completare un organico che figuri al meglio, ancora in attacco, a centrocampo, nell'impostazione della manovra, ad esempio. Da lì passa la costruzione di una stagione di successo, oltre che dalla soluzione per i giocatori in esubero. Si muove qualcosa in casa Messina attraverso una nota e il club ha chiarito che il nuovo direttore sportivo è Giuseppe Pavone. Il nuovo DS, si legge nel comunicato, è in città da ieri e si è messo subito al lavoro per l'allestimento della rosa in vista della nuova stagione sportiva. Il club si è messo anche al lavoro per definire il ritiro precampionato, mentre si attendono ancora sviluppi sulla questione societaria. Il gruppo squadra per ora è composto da 5 giocatori tesserati. C'è un aggiornamento per quanto riguarda la notizia data in apertura, l'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio a Messina. Il bilancio si aggrava, ci sono infatti 2 feriti gravi con ustioni profonde ed estese che sono attualmente ricoverate al Policlinico di Messina. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.